Un importante momento oggi, nella giornata di oggi delle FOIB, l'Istituto Politi vuole ricordare anche per la giornata che è e con i ragazzi appunto questo evento che ha mortificato l'Italia. Sì, assolutamente. Il Politi oggi è molto felice di accogliere questa manifestazione all'interno del proprio istituto, una manifestazione che è stata fortemente voluta dai ragazzi, organizzata dai ragazzi, dal comitato nella consulta provinciale in collaborazione con il Lions Agrigento Valle dei Templi. Vede la manifestazione, vede anche la partecipazione di tutte le scuole della provincia, perché in presenza nella nostra aula magna abbiamo i rappresentanti degli istituti del territorio, accompagnati da docenti delle varie scuole, dal classico allo Sciascia. In collegamento streaming invece ho tutte le scuole della provincia che stanno seguendo le riflessioni che vengono portate avanti in riferimento a questa triste pagina di storia della nostra Italia. Susi Iaconi, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi oggi vuole ricordare insieme all'Istituto Politi con i suoi studenti un momento importante nella giornata nazionale delle FOIB. Allora, oggi in realtà l'occasione è straordinaria perché comunque è stata voluta fortemente dalla consulta studentesca dei ragazzi che ci tenevano a commemorare questo giorno così particolare per la pagina di storia che racconta e per il fatto che è soltanto dal 2004 che esiste, per cui per noi Lions Agrigento Valle dei Templi è un onore poter interagire con loro che hanno mostrato interesse nei confronti del Lions, quindi incominciano un po', anche se giovani, a capire quello che noi facciamo, ma sicuramente l'interazione è straordinaria perché l'organizzazione di questo evento ovviamente ha compreso anche una loro azione sinergica e quindi costruttiva sia per loro che per noi. Certamente una pagina di storia problematica, importante, che oggi stiamo trattando non solo quindi in modo specifico per quello che ci raccontano i fatti, ma anche ponendo spunti di riflessione, visti i relatori. Sì, un momento di solidarietà diversa, un momento in cui stiamo rispolverando anni di storia che sono stati cancellati anche dalla narrazione giornalistica, cancellati anche dalla TV di Stato. Oggi invece si sta ripensando, ed è bello farlo insieme ai ragazzi di tutte le scuole della provincia, a queste pagine terribili della nostra storia che hanno fatto soffrire tantissime persone. E allora certe volte è bene chiedersi, io l'ho fatto da sociologo della comunicazione, perché alcune cose entrano dentro la spirale del silenzio e non si riesce più ad uscire da questa spirale. Ecco, noi abbiamo provato a rispolverare queste pagine e soprattutto abbiamo pensato alla tanta sofferenza di persone che sono state completamente tolte dalle loro abitazioni e che hanno dovuto reinventarsi una vita in nuove città con nuove situazioni. Molti di questi profughi sono anche nella nostra Sicilia. Anche la consulta ha voluto essere presente in questo momento in cui oggi si ricordano la strage di FOIB. La consulta ha voluto fortemente l'evento, tanto da fare un teaming con il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e col Liceo Politi, organizzando in maniera attiva l'evento di oggi. L'evento di oggi che è importante non soltanto per la rilevanza storica dell'evento purtroppo tragico del massacro delle FOIB, ma anche per quello che riguarda il concetto stesso di ricordo. È un concetto importantissimo che nell'anno 2022 corrente continua sempre a destare preoccupazioni, dubbi e molte volte anche diatribe tra le persone che credono nell'importanza dell'azione di ricordare e chi pensa solo al futuro.
però non esiste futuro senza passato, perché è la storia che definisce quello che siamo, anche noi ragazzi che non abbiamo vissuto in prima persona gli eventi. Sì, con la legge 92 del 2004 finalmente l'Italia ha riconosciuto il giorno del ricordo, è stata promulgata la legge che ricorda e dà una serie di direttive su come ricordare quando e commemorare quanto è avvenuto tra la fine del secondo dopoguerra, quando è avvenuto appunto a molti italiani nel nord-est dell'Italia, e quindi la tragedia delle foibe. Oggi affronteremo in questo convegno questo argomento sotto molteplici aspetti. Tra questi la situazione geopolitica e storica di allora che portò a questa immane tragedia e anche la violazione dei diritti umani che sono stati perpetrati in danno di migliaia di persone.